Quinta dall'Arcoveggio, categoria G per cavalli anziani. 1 Asia LL, 2 Dinamo Daghi, 3 Tonnon C, 4 Cash degli Ulivi, 5 Today Winner Font, 7 Ciala, 8 Amore Stecca, 9 Back on Top, 10 Emily SSG, 11 Eva Light, 12 Elettrica V, 13 Celi Egral. 1,80 Emily SSG in chiusura, quota in discesa, macchina che prende velocità. Errore da parte di Etonon si sbaglia Dinamo Daghi. Numero 2 Dinamo Daghi squalificato. Numero 3 Tonnante 6 squalificato. Veloce dalla seconda fila Emily SSG che anticipa le mosse di Back on Top. Punta in avanti Emily SSG che va a chiedere strada a Cash degli Ulivi. 200 metri iniziali in 15,3 con Emily SSG che passa nei confronti di Cash degli Ulivi. E dopo 300 metri è la leader della corsa. Emily SSG al comando nei confronti di Cash degli Ulivi, terza posizione per Asia LL che precede Back on Top, poi ancora Today Winner Font, all'esterno Amore Stecca che precede Eva Light. I 600 metri iniziali se ne vanno in 45,8 con sempre a condurre Emily SSG che controlla le operazioni su Cash degli Ulivi, avanza al largo Back on Top che risale allo scoperto trascinandosi Amore Stecca, terza in corda è sempre Asia LL. 1-1 e 2 per i primi 800 metri di corsa con Emily SSG che continua a controllare le operazioni, Back on Top allo scoperto soffre un po' sulla curva, 1-16 e 3 i primi 1000 metri di gara. Emily SSG a spalle indietro a 500 dal palo, nella sua scia Cash degli Ulivi, di fuori sempre Back on Top, gli altri più lontani. Quando siamo a 400 dal palo, 14,6 la retta di là, 1,39 tre quarti di miglio, allunga Emily SSG che guadagna terreno a Cash degli Ulivi e Back on Top all'ingresso dell'addirittura a 200 dal palo. Emily SSG se n'è andata dalla compagnia. Emily SSG che viene a largheggiare, vince come vuole, mentre per il secondo posto Cash degli Ulivi riesce a tenere su Eva Light che finisce forte e forse piega Back on Top. I due comunque sono vicini. 1,14,9 tutto facile per Emily SSG. Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo e i colori della scuderia Spallina. Rivediamo nelle immagini il numero 10 che viene a vincere spadroneggiando. Secondo posto per Cash degli Ulivi, numero 4, mentre per il terzo, sì, l'11 di Eva Light riesce a battere Back on Top.